l'idea che è stata alla base del mio lavoro è stato quello di cercare di capire in che misura la lingua friulana, e scusate se mi soffermo sulla lingua, è di vedere se riusciva ad adeguarsi ai tempi, se aveva la capacità, partendo da lingua materiale e contadina, di misurarsi intanto con la narrativa, con la prosa e non con la poesia, no? Che è, come diceva Amedeo Giacomini, che è la lingua dell'anima. Lui non scriveva in friulano la prosa, scriveva la poesia. Anzi, una volta io l'ho sentito dire che lui non scrive neanche in friulano, lui scrive nella lingua dell'anima. E arriva dopo 10 anni, in cui tra quelli fatti e quello che dovrà uscire sono 6 romanzi, alla considerazione che in questo momento il problema della comunicazione globale è stato risolto, perché ha vinto l'inglese. E nel momento in cui i nostri figli tutti parlano inglese, paradossalmente si aprono degli spazi sconfinati per la lingua minoritaria, che non è più lingua minoritaria, ma diventa lingua identitaria. Non è più una questione di quantità, è una questione di qualità. E allora questo impone un uso intrecciato con la capacità creativa delle nuove generazioni. Quindi un'azione anche da parte di chi scrive in lingua friulana, capace di mettersi in viaggio nei territori del presente. Ecco perché, almeno per me, il 2013 costituisce uno spartiacque. L'identità locale, paradossalmente, si costruisce adesso. Si comincia a costruire adesso, senza nostalgia, ma con un forte senso però della memoria. Faccio una piccola digressione, rapidissimo. Ho lavorato per 10 anni come direttore di un'agenzia di sviluppo locale, nella zona tra la Carnia e il Gemonese. Abbiamo pubblicato un bando per progetti fatti da giovani o comunque rivolti ai giovani, che avessero come unico tema, era un'agenzia di sviluppo locale che operava con fondi dell'Unione Europea, che avesse come unico tema l'identità locale. Ce ne fosse stato uno che avesse proposto l'Iscidulis o cose del genere, tutti proponevano laboratori musicali, laboratori teatrali, festival del cinema, operazioni di questo tipo. Quindi questo ti dà l'idea che veramente devi muoverti nei territori del presente, veramente devi lavorare in modo da costruire adesso, e non necessariamente o non solo con la lingua italiana, ma anche utilizzando la lingua friulana, per costruire l'identità locale, che è diversa da quella di una volta. È una sfida molto interessante. È chiaro che è sempre più difficile conservare la lingua, perché ormai non serve più a regolare rapporti commerciali o sociali, non serve più per trasmettere il discorso che una società si è ingegnata di costruire. E probabilmente, a parlare di caratteri distintivi, una società friulana non esiste. Esiste ormai una società italiana, o addirittura sempre di più una società globalizzata, in cui ci sono circa 600.000 persone che parlano anche in friulano. Quindi, coincidenza fra lingua e discorso è andata, si è persa. L'unico sistema per cercare di raddrizzare il percorso è quello di ragionare sul significato che si deve attribuire alla lingua identitaria in questo contesto. E soprattutto bisogna fare lo sforzo per cercare di inserire la parola innovazione nel vocabolario delle piccole patrie, che di solito, per esistere, hanno bisogno sempre di riferirsi a dei valori che per lo più sono obsoleti. Questo è un intervento del 2013 ed è un bel sasso nell'acqua. Walter, come la vedi tu?
La vedo che queste parole io le ho sentite dire da Franco varie volte, ma me le ricordo nell'occasione in cui furono pronunciate a Pordenone, in un'occasione nella quale un altro personaggio che culturalmente e giornalisticamente è stato per me importante come Franco, che era Lorenzo Marchiori del Gazzettino, aveva affidato a me una serie di interviste ai personaggi della cultura friulana che potevano raccontare il Friuli da qui al 2050, ipotizzando che cosa doveva essere il Friuli del futuro, dell'avvenire, perché ancora potessimo continuare a dirci friulani. E allora io avevo intervistato Villalta, Carlini, Maurensic, la Tolusso, la Brunettin, Porazzi, Pierluigi Cappello, che quella sera lì venne insieme a me e insieme a Marchetta al P.O. Box a Pordenone, dove Franco disse queste parole che sono quanto di più profetico io oso immaginare rispetto a quello che, se si potesse mettere insieme il discorso di Franco e quello di Pierluigi, noi avremmo l'immagine di due intellettuali talmente lucidi, talmente generosi nella loro proiezione verso l'avvenire, che viene quasi rabbia a pensare che se ne siano andati via così presto e che il Friuli si sia accorto così tardi di loro. Perché così tardi? Io faccio anche mia colpa, nel senso che insomma io stesso sono entrato in contatto e in amicizia con Franco tardi, perché insomma la vita quotidiana del giornalista cioè, ti portava ad avere priorità, ma quando avevo occasione di intervistarlo, l'ho intervistato una volta per Gilets e poi ovviamente per le scronachis di Saveri Sengar erano qualcosa di eclatante per la cultura friulana. Ma lì abbiamo cominciato poi a frequentarci telefonicamente, gli ho rubato qualche caffè e abbiamo cominciato ad entrare in consuetudine. Per quello, quando poi si è trattato di selezionare questi intellettuali, io ero reduce dalla pubblicazione di un'antologia per Biblioteca dell'Immagine sugli scrittori friulani, nella quale fra l'altro non ho inserito una scheda su di lui, l'ho solo nominato e lui aveva fatto finta di risentirsi, ma mi aveva addirittura organizzato degli incontri per presentarla in giro, quindi era veramente una persona di una profondità e di una capacità di individuare negli altri ciò che avevano di migliore. Io insomma racconto anche questo. Noi abbiamo fatto insieme a Maurizio Mattiuzza e a lui un corso di scrittura creativa a Onde Furlane. Volevo chiedertelo io. È stata un'esperienza magnifica nella quale credo che io e Maurizio abbiamo imparato più dei corsisti, ma perché eravamo in una condizione nella quale avevamo persone diversissime davanti a noi che avevano motivazioni, stili, età differenti, ma proprio per cercare un approccio comune Franco ci ha detto, come dire, siate schieti, ma parlategli e spiegategli che la letteratura è una cosa non seria. E allora io mi ricordo che lui esordì con una battuta di questo genere. Io ho cominciato a scrivere per dare alle persone una buona alternativa al conteggio delle pecore quando non riescono a dormire. Ed è per questo che insomma, la sua personalità veniva sempre fuori in questa intelligenza incredibile che riusciva a mettere vicino le cose più distanti. La serietà del discorso letterario, l'ampiezza dei riferimenti culturali, la capacità di leggere il paesaggio, le persone
e contemporaneamente la franchezza, la capacità di essere diretto nonostante la cultura. Quante volte noi vediamo persone di cultura che nascondono dietro i ghirigori o gli arzigogoli delle loro conoscenze una vuotezza relazionale. Lui invece da questo punto di vista era molto ma molto attivo, predisposto, e io mi sono chiesto talvolta, ma quando lo chiamavo gli chiedevo dopo aver letto qualcosa, ma cosa ne pensi, l'hai visto? Ogni tanto mi capita ancora di leggere qualcosa di interessante, di fare il gesto di cercare il telefono e poi mi rendo conto, no? Ma è una coazione che a me fa piacere perché vuol dire che ha lasciato una grossa traccia dentro di me. Fra l'altro mi ha fatto un grandissimo onore a un certo punto quando, anzi 2 grandissimi onori, una volta ha organizzato una rassegna a Orzano di Remanzacco in un locale che si chiamava Il Fienile, non so se esiste ancora, spero di sì, ma è un po' che non vado da quelle parti. In quel locale lui aveva costruito un calendarietto di presentazioni di libri. Era uscito Camaleonte e Porcospini, quindi, però poi c'eravamo. Ha messo il mio di libro, ha messo quello di Daltin, di Mauro Daltin, e quello di Angelo Floramo. 1, 2, 3, che all'epoca nessuno di noi era, insomma, poi sappiamo, cioè Angelo cosa è diventato, sappiamo Mauro che bottega ha messo su, no? E quindi anche lì lui era continuamente alla ricerca di indirizzare, di lasciare dei sassolini perché la cultura friulana avesse delle direttrici da percorrere. E quando poi nel 2014 mi ha chiamato all'inizio dell'anno, mi ha detto guarda che qui abbiamo un problema con il Saint-Simon, perché il Saint-Simon insomma in questo momento ha una produzione, c'erano state le annate in cui non era stato assegnato il premio, c'era un po' di, insomma, si capiva che lui, che era stato un grandissimo innovatore, che aveva percorso dei territori straordinari, no? Sentiva che c'era bisogno di un rinnovamento anche nelle modalità, nella giuria. Allora mi ha detto perché non viene a fare il giurato al Saint-Simon? Vabbè, ma sei sicuro? Gli ho detto, sempre così, se sono all'altezza. Vabbè. E mi ha detto sì, io sono andato a fare il giurato, però non sapevo che lui non avrebbe visto alla fine, no, il risultato di quel lavoro. Grazie Walter, grazie davvero di cuore. Walter ha accennato a questa scuola di scrittura creativa, no? Che io sul Messaggero ho ribattezzato l'Accademiuta Digitale, suscitando le ire di Angela Felice. No, l'Accademiuta è un'altra cosa. Però ecco, è interessante anche questa disponibilità di Franco a giocare col digitale, no? Io ricordo, io sono un boomer come Franco, quindi per me lo smartphone è sempre stato un oggetto misterioso, però Franco era sempre avanti, cioè mi spiegava, no guarda va bene, perché lui aveva le Apple come computer, allora aveva sullo smartphone lo stesso sistema operativo, poi si cambiava, cioè per me erano cose misteriose, ma lui già era veramente sempre molto curioso anche sulle sfide tecnologiche. E intorno alla scuola di scrittura creativa poi è nato anche il blog, io ricordo, no? Ti puoi ricordare qualcosa, Gianmaria? Se ti va, se no parliamo di altro. No, certo, tra l'altro mi hai fatto venire in mente, che forse ce l'hai anche tu, che aveva fatto a un certo punto la storia a tweet, che è un qualcosa a tweet, la twitteratura, e quindi avete presente tutti Twitter, che ormai non è più l'uccellino, ma va bene, e quindi aveva fatto tutti i vari passaggi come se
Dante twitta e poi succede quanta... ed è una cosa che mi ha fatto sorridere rivederla in dei programmi televisivi che adesso viene fatta veramente ed è proprio una satira appunto negli Stati Uniti che viene fatta. Sì, abbiamo sentito prima da lui citare la parola innovazione, no? E quella credo che riassuma un pochino tutto quello che lui ha cercato di fare, anche con il blog virtuale, anche con l'apertura del suo mondo letterario, perché quello era all'interno della scuola di scrittura creativa, attraverso appunto il suo sito aveva permesso, posso dire così perché molti autori sono anche molto gelosi di quelli che sono i loro ambienti e i loro personaggi, aveva permesso ai suoi allievi di scrivere sopra il suo mondo e quindi immaginare loro alcune storie in cui parlo dell'universo del mondo di U, per chi non sa di cosa sto parlando, e quindi una serie di romanzi seriali appunto in cui si narrano le avventure di questo agente interdimensionale Zach Moraulis, che va in giro per i vari mondi letterali a vedere che tutti stiano al loro posto, che Dante non se ne va dai Tre Moschettieri, da Dumas, oppure che uno non sconfini dall'altra parte, quindi lui deve tenere tutto d'occhio, e ogni episodio appunto, ogni episodio raccontava un mondo letterario. Lui l'aveva aperto appunto a tutti i suoi allievi, che poi pubblicavano sul suo sito. E mi fa piacere che mi chiedi questa cosa, anche perché la collego a quello che facciamo stasera. Cioè, una delle cose secondo me più belle di questa serata è che, e ci ho pensato molto in questo periodo, insomma, che veniva anche organizzata, è che è una cosa che avrebbe fatto lui, aprire il suo mondo, come faremo stasera, il mondo della nebbia, quindi del mondo letterario, dell'atto unico, a quello che erano altri punti di vista, perché lui aveva fame di altre opinioni. Era uno che appunto faceva finta di prendersela, non gliene fregava minimamente, di essere riconosciuto men che meno, eppure è un peccato che comunque oggi a 10 anni di certo c'è stato tutto un altro riscoperta di quello che è il suo lavoro, e per fortuna, direi anche. Grazie. Guarda, ho trovato questo appunto quando ho intervistato vari amici su questa esperienza dell'Accademiuta digitale, Mauro Missana, William Cisilino, Paolo Medeossi, Marina Giovannelli, Angela Felice, per ricordare la nostra cara Angela. Angela mi ha detto: Franco Marchetta, con sincero atteggiamento pedagogico, con sincerità di scrittore, mette a disposizione i suoi strumenti tecnici per coinvolgere i suoi allievi in un'esperienza che può dare buoni frutti. Va sottolineato che l'Accademiuta era un'altra cosa, però mi pare che anche l'esperienza socratica, tra virgolette, di Marchetta e dei suoi scrittori ha questo tratto: è piccola, tra virgolette, e tale vuole restare, ma nel migliore dei significati. Tra l'altro ricordo sulla scia di U, questo mondo veramente intrigante che io vi invito a conoscere se non avete avuto già la fortuna di frequentarlo, c'è questo Zach Moraulis, no? Che è il classico poliziotto dei telefilm americani, giubbotto, spider, spaccone, sempre con belle donne, eccetera, che ha il compito di attraversare le dimensioni delle opere letterarie. No? Lui deve attraversare l'opera, guarda caso, di Elio Bartolini, non so, per dire un nome a caso, o altri scrittori, perché i personaggi dei romanzi di quegli scrittori devono stare al loro posto, non devono combinare guai, devono innamorarsi della persona giusta al momento giusto, devono entrare nel negozio giusto al momento giusto e così via. Quindi è veramente la follia, come ha scritto Mario Turello in una delle prefazioni, no? C'è questo contrasto tra l'ordine della letteratura e il disordine portato da Zach Moraulis, o il contrario, cioè Zach Moraulis dovrebbe portare l'ordine, ma in realtà provoca disordine.
Tra l'altro io trovo bellissimo l'accostamento tra il nome Zac, che sa di Hollywood, e Moraulis, che è un toponimo delle risorgive di Codroipo. Quindi c'è questo, lui, un personaggio dei suoi racconti si chiama Calembour, no? Calembour in francese vuol dire gioco di parole, quindi era proprio uno che giocava con le parole. Ricordo sempre tra gli scrittori, tra gli allievi, tra i corsisti della scuola, un giorno Franco mi fa: guarda, mi è arrivato un racconto che gioca su questa dimensione letteraria e immagina che Zach Moraulis attraversi la dimensione di Fahrenheit 451, no? Voi sapete che è un famoso romanzo da cui è stato ricavato un famoso film di Truffaut, dove si immagina che in una civiltà distopica la polizia va in giro a bruciare tutti i libri e i resistenti, di cui parleremo tra poco, tra 10 minuti, i resistenti devono imparare a memoria i libri in modo che resti nella testa di qualcuno quello che è stata questa civiltà, no? E mi dice, e uno dei corsisti mi ha mandato questo, ma io trovo geniale questa idea di attraversare la dimensione di Fahrenheit 451. Io gli ho chiesto: chi è che te l'ha mandato? Si chiama Giacomo Trevisan. Ho detto: ma teniamolo d'occhio, credo che il ragazzo possa fare qualcosa di buono. Walter, cosa ti piacerebbe aggiungere ancora a questo ragionamento? Beh, partire da qui e da questa immagine che davi adesso, nel senso che lui interpolava tutto. Nei suoi romanzi si trovano i più grandi autori della letteratura mondiale, i pilastri della letteratura antica, classica, moderna, contemporanea, combinatoria, soprattutto, insomma, io e lui abbiamo passato ora a discutere di Borges, Queneau, Perec, ma contemporaneamente di Stephen Morat, di Kekotam, perché io non ho mai conosciuto un intellettuale più cosmopolita, mondiale, internazionalista, poliedrico, con l'attenzione al teatro, al cinema, alla musica, al paesaggio, all'architettura, alla pittura, e contemporaneamente più attento al territorio, alla cultura, alla sua lingua, di Franco Marchetta. Contemporaneamente ragionavamo prima con Gianmaria che quello che faremo stasera qui è veramente quello che avrebbe fatto lui, perché che cosa ha fatto in questa fumate qua, no? Lui ci ha lasciato nella nebbia perfino il finale, no? Ci ha lasciato nella nebbia, ma non è la nebbia agli irticolli, no? È quella nebbia che noi dobbiamo riempire con le nostre soluzioni, come hanno fatto gli autori che sono stati tirati a cimento e che credo che dobbiamo tutti ringraziare, perché ci danno proprio l'idea di come Franco è vivo, ed è vivo nella sua idea. Perché una volta noi ci siamo, io racconto, come dire, una chiacchierata che avevamo fatto a proposito di Accademiuta, no? Ovviamente uno dei suoi riferimenti era Pasolini. Ma era chiarissimo il riferimento, soprattutto nella sua concezione del friulano, come di una lingua potenzialmente vergine, che andava riempita di contenuti, perché era una forma di resistenza verso una globalizzazione spersonalizzante. Allora, come il friulano di Pasolini era una forma di rinascita, prima di resistenza, perché non dimentichiamoci che il Stroligut e Accademiuta sono nati prima della fine del fascismo. Era una resistenza verso una lingua che era stata spersonalizzata e prostituita alla violenza del regime, no? Attraverso gli slogan, attraverso la retorica, attraverso l'imposizione forzata dell'italiano, anche a chi l'italiano non lo parlava. Beh, anche per Franco il friulano era una forma di resistenza, ma non volta al passato, di resistenza attuale, volta all'avvenire, a produrre qualcuno che non resista alla globalizzazione in termini regressivi, ma che guardi al mondo con i propri occhi, non con quelli degli altri. E allora lui è riuscito a fare questo dentro i suoi libri, e esattamente come un altro maestro che è Giacomini, che lui nomina continuamente, quel Zach Moraulis, secondo me lì è un po' giacominiano, ed è
e questo Moraulis ha l'indicazione del toponimo, ma anche il Morar e l'Isperaulis, tutti messi insieme in un nome straordinario, che come l'Artian Rinalt delle cronache è come dire proprio un incrocio, no? Dal punto di vista combinatorio anche nei nomi. Lui è riuscito in questi libri a creare una sintesi tra un nuovo linguaggio, un nuovo uso del friulano come lingua letteraria e la capacità di dimostrare che con il friulano si può scrivere e parlare di tutto, compresa l'altissima letteratura, la letteratura combinatoria, strutturalista, l'idea di attraversare le epoche e gli spazi e di poter far parlare perfino i grandi personaggi da Dante a Don Chisciotte per Furlan. Quindi, che è anche una vendetta, perché sapete che Dante, il friulano, non è che lo apprezzasse granché, no? Allora, anche queste piccole vendette che uno con la sua immaginazione, con la sua penna si può prendere, sono straordinarie. Allora, perché parlavo di Giacomini? Perché Giacomini è stato il maestro riconosciuto. Se voi parlate con Gianmario Villalta, se voi aveste parlato con Pierluigi Cappello e con Flavio Santi, che sono gli ultimi 3 premi Viareggio che il Friuli ha avuto, no? Tutti e 3, come dire, il premio Viareggio è il più importante premio italiano di poesia, tutti e 3 riconoscono che Amedeo Giacomini è stato il loro maestro. Se oggi parlate con quelli che hanno superato Franco Marchetta nell'Albo d'Oro del San Simon, Raffaele Serafini e Gianluca Franco, loro vi diranno che Franco Marchetta è stato il loro maestro, perché ha tracciato un solco dal quale la letteratura friulana non può tornare indietro. La prosa friulana dopo Marchetta non è più la stessa. E questo anche perché lui ha fatto quell'operazione famosa del sito nel quale, come dire, ha coinvolto tutti, ma era talmente avanti che oggi Raffaele Serafini, che ha ereditato questa sua, chiamiamola così, capacità, che cosa ha fatto? Ha aperto la sua osteria letteraria, Conte Curte, che non è, a mio avviso, se non la prosecuzione, su larga scala e su modalità diversa, del tentativo di Franco di aprire la letteratura a quei nuovi canali attraverso i quali si può fare esperienza della scrittura e ci si può proporre agli altri, avere un assenso positivo o negativo, un feedback, ma comunque crescere. E tutto quello che Franco ha lasciato è qualcosa che ci fa crescere. Bravissimo. Gianmaria, è difficile aggiungere qualcosa dopo le parole di Walter che veramente toccano il cuore del tema, no? Però credo che tu abbia piacere di aggiungere ancora una tua impressione, una tua riflessione, una tua idea. Ma sì, quello che dice Walter è giustissimo e lo diceva anche mio papà prima nella voce, scusate, ha fatto un certo effetto, io che ho scelto di mandarla mi ha fatto a me un certo effetto, per cui ed era proprio quella la sua idea di a cosa adesso la lingua madre, non la lingua minoritaria. Lingua madre, voglio ricordare anche, purtroppo non è potuto andarlo a prendere, ma lui ha vinto anche il premio nazionale a Ostana in Piemonte sulle lingue madre. E purtroppo la premiazione era la settimana dopo, anzi, che ci ha lasciato, per cui non è potuto neanche andare a prenderlo, ma anche quel riconoscimento era il riconoscimento del fatto che lui aveva visto nella lingua il mezzo per permettere alle persone in una società globalizzata in cui i confini ormai non ci sono più e si perdono anche le radici, che luogo comune la perdita delle radici, ma la lingua, poteva essere uno strumento tale da dare un'identità propria al friulano. Certo, doveva essere una lingua che viaggiasse nei territori del presente, dice. E il fatto che, adesso sento anche da Walter, che il solco, no, la traccia sia percorsa, mettiamolo così,
è qualcosa che sicuramente rende orgoglioso me, ma sicuramente anche lui. Grazie Gianmaria. Prima di cedere la parola a Massimo Somalino, che poi introdurrà la lettura scenica, vi leggo solo le ultime 2 o 3 righe di Gilez, che forse è il suo romanzo più... Lui stesso era tra i suoi testi, era quello a cui era più affezionato, perché è quello in cui lui ha cercato di dare di più sul versante proprio dell'introspezione anche psicologica, dell'analisi filosofica, delle sfide del presente, a partire dal web, ma non soltanto. Le ultime pagine c'è questo protagonista che si avvia a camminare in una zona invasa da un chiarore sempre più abbacinante e alla fine dice: «Mandico pari, os es rivat, dulà e quant che oves finit di cori, non le nui altri, ni prime ni dopo, duta le iesi cumò, iesi chi, e io finalmente ho viut». Grazie.